se l'obiettivo è quello di vivere un altro anno, il 2024, da protagonisti. Amici di Sportisili, buon pomeriggio e buona antivigilia di Natale da Francesco Cammuca, bentrovati al palazzetto dello Sport Ciro Genova di Carini, dove si affrontano il Mistral Carini e il Soverato Futsal, ultima gara del 2023 per quanto riguarda il campionato di Serie B Girone H di Futsal Nazionale. Partita molto interessante, molto importante per il Mistral, che è reduce dalla seconda sconfitta della sua stagione fin qui eccezionale sul campo di un coriaceo Mazzara Futsal, e che naturalmente tra le mura amiche vuole ritrovare il filo conduttore con i 3 punti che consentirebbero di mantenere una posizione di vertice nella classifica del campionato. Tra l'altro settimana all'insegna delle novità per la squadra oggi in tenuta biancorossa, reduce dal cambio in panchina. Non c'è più Totica Bianca a guidare la squadra dal bordo campo, c'è Salvorizzo, reduce dalla prima parte di stagione sulla panchina del Cus Palermo. Pronto allora per l'inizio di questo incontro con Nistro, Giangrande, Dopico, Murò e La Rosa nel quintetto scelto, nel primo quintetto della sua esperienza al Mistral Carini per Salvorizzo. È la partita che inizia in questo istante, mettetevi comodo, è iniziata. Mistral Carini Soverato Futsal col primo pallone giocato dalla squadra di casa con Jesus Dopico, tocco per il capitano Giangrande, pallone troppo lungo per Murò. Comunque la squadra in tenuta nera che muove il pallone. Tra l'altro ci sono già i primi risultati definitivi di questa 10ª giornata, partendo dall'anticipo giocato la settimana scorsa, che ha visto il Marsala far man bassa dei 3 punti contro il Bovalino. Poi nelle gare di oggi il Blinking Soverato, seconda squadra, altra squadra della cittadina calabrese, che ha battuto il Villaure Monreale. In questo momento in vantaggio l'arcobaleno Ispica contro il Città di Gela 5-1, 4-1 del Barcellona sul campo della Dragua Cireale. E infine il Futsal Mazzara che è in vantaggio sul campo della Drano, che tra l'altro sarà prossimo avversario in casa del Mistral che invece il 6 gennaio affronterà il Villaure Monreale al Pala Don Bosco. Prova ad andare intanto La Rosa la mantiene, poi calcia sopra la traversa, primo tentativo dopo 32 secondi, firmato Aleandro La Rosa. Ricordiamo che il Mazzara Futsal è attualmente, con questi 3 punti virtuali sul campo dell'Adrano, sarebbe attualmente al comando proprio davanti alla squadra affidata a Salvorizzo. Intanto il recupero da parte di Dopico, accerchiato e fermato da 3 avversari, prova a ripartire con il fallo commesso da La Rosa. È il primo fischio della partita contro la squadra di Rizzo. Tanto Calabrese muove il pallone contro un compagno, si tratta di Le Costa, che ha subito il fallo poc'anzi. Eccolo Le Costa, tocco per Monterosso che riceve ancora Calabrese, ancora pallone per il numero 10 Le Costa, ancora Calabrese, non aggancia, dunque va a vuoto il primo giro palla del Soverato Futsal. Ricordiamo tra l'altro che il Mistral Carini ha perso per strada una pedina, si tratta di Michele Palazzotto, mentre qui va via, gran giocata, Murò, La Rosa, la suolata, La Rosa, il paratone da parte dell'estremo difensore, occasionissima subito Mistral. L'aveva preparata alla perfezione questa giocata il Mistral Carini, con la splendida fuga sulla destra di Salvo Murò. La Rosa proprio per Murò, tiro deviato, la parata in 2 tempi.
Dunque la prima vera palla gol della partita ce l'ha il Mistral, attenzione allo Soverato che scappa dall'altra parte, Listro, bravissimo a opporsi a Monterosso. Qui rischia la palla persa il Mistral, poi la Rosa in qualche modo la va ad addomesticare. Giangrande chiamato in causa dall'ex giocatore del Canicattì, che qui ha il problema di girarsi contro Monterosso. Muro, la virata, fermata da Calabrese, poi Giangrande ancora la tocca per Muro su Olate e poi bravissimo ancora Calabrese. Partita che sta prendendo ritmo dopo in particolare la palla gol di prima di Muro e la Rosa. Monterosso, palla per De Masi, fermato, poi Dopico mette il piede, viene anticipato, la Rosa ancora, Dopico calcia, respinto, Muro, spalla alla porta, cerca spazio per la giocata, Muro poi gli passa alle spalle la Rosa, tiro deviato, bravissimo ancora il portiere a parare. Dicevo, è andato via Palazzotto che giocherà la seconda parte della stagione con lo Iato in C2. Mentre sono arrivati Gabriele Barcellona, anche lui ex Cus, voluto fortemente da Rizzo anche nella sua precedente esperienza, ed è arrivato anche Biondo, uno dei giocatori che in C2 ha fatto meglio negli ultimi 2 anni. Adesso finalmente si becca un palcoscenico diverso, Dopico calcia ma la palla è uscita, nel caso pallone che è uscito anche sulla conclusione dell'ex Mazzara. Monterosso, carico su Calabrese, Le Costa, subito aggredito a Giangrande che lo rispedisce indietro, Calabrese, Le Costa, cerca e trova De Masi, poi completa il disimpegno Monterosso, proprio per il numero 7. Giro palla della squadra in tenuta nera con inserti gialli dei numeri di maglia degli sponsor. Non controlla bene Monterosso, rimessa in zona d'attacco per il Mistral con Jesus Dopico che chiama lo schema. Passati già 4 minuti dall'inizio della gara. C'è il blocco di Giangrande, palla per Muro che calcia alle stelle. Panzanella che va a giocare il pallone, Monterosso, Le Costa, pressato, il fischio, e secondo fallo commesso dal Mistral in poco più di 4 minuti. Va ricordato che per via della regola sui tempi necessari prima di un giocatore svincolato possa giocare bravissimo Giangrande sulle Costa, dicevo, in virtù dei tempi tecnici prima dello schieramento di un giocatore testato da un'altra squadra, il Barcellona è assente. Quindi sono corte le rotazioni, qui Listro bravissimo ad anticipare Le Costa. La Rosa prova a passare, non ci riesce, De Masi lo chiude. La rimessa proprio del 29 per Giangrande, Dopico, La Rosa, Giangrande su Le Costa, Dopico, Dopico, palla per Giangrande, in qualche modo arriva Giangrande, vince un rimpallo, non il secondo, poi prova a recuperarla, la rimessa sarà per il Mistral, già battuta. Muro, sta fermo, Muro calcia, la respinta ancora di Panzanella col piede a dire di no a salvo Muro, poi esce male dalla pressione il Soverato, ancora il tiro, ancora la parata, angolo.
Pallone in mezzo, non è riuscito Muro. Calabrese, De Masi cerca, spalla alla porta, Donato appena entrato in campo, conclusione sul fondo. Battute in avanti verso Muro, attenzione alla palla persa però, Monterosso, bene visto, a mettere fuori De Masi, ma c'è il cambio rimessa, errore di Donato. Qui il tocco da parte di Calabrese che però agevola Muro. La Rosa va a puntare, poi decide di appoggiarsi a Dopico. Dopico cerca la palla dall'altra parte, deviazione e rimessa in zona attacco per il Mistral. Quasi 6 minuti giocati, partita molto rapida fin qui, tanto giro palla da una parte e dall'altra, anche se è il Mistral a fare la partita come è ovvio che sia. Tiro di Dopico, doppia spinta, fallo di mano ma Calabrese era di spalle. La Rosa, di finte, Donato lo ferma, rimessa Mistral. Giangrande sbaglia, poi la palla arriva alla Rosa che la fa uscire, vuole evitare il primo velo di pressing. Ricordo che è attualmente in corso sul nostro canale anche la sfida di C2 tra Oratorio Santi Cosme e Damiano e Futsal Emiri. In questo caso è ultima del girone di andata nel girone A di serie C2, sempre di futsal ovviamente. Io possiamo dire che la sirena finale qui del Palazzetto Genova sarà l'ultimo suono di questo 2023 per quanto riguarda le gare prodotte da Sportissimi in questo lungo 2003, che è stato un anno di belle soddisfazioni anche per noi. Naturalmente parte integrante del nostro, lasciatemelo dire, successo. Passa da chi sta guardando questa partita e le altre partite di altri contenuti video e testuali. Qui Donato sposta la sedia a Giangrande, palla in fallo laterale. Qui sembrava calcio d'angolo, in realtà il primo arbitro, la signora Mongiovi, ha ravvisato gli estremi per il rinvio del fondo, scontentando un po' il Mistral, che adesso può ripartire con la Rosa. Muro per Giangrande. La Rosa prova a passare su Calabrese, ancora la Rosa mette il fisico davanti. Dopico, palla per Muro che riceve, arriva ancora Dopico, arriva prima di lui Donato che prova a passare. Donato converge, va giù, quasi buttandosi addosso a Muro. L'arbitro fischia in favore del 49 maglia nera, che adesso ha in campo anche Pestic, maglia numero 23. Riprende il gioco con Calabrese. Per la punizione per il suo operato, che la gioca ovviamente al piede, senza particolari eccessi e senza tentativi particolari. Pestic contro la Rosa, e tocco per Donato, gran giocata Donato, esce Listro, il fallo ha esagerato nel pressing. Qui Donato
riprende con Dopico che serve la Rosa, poi la palla in avanti su Muro, anticipato, poi Dopico la fa scorrere per Uriel Listro. La Rosa prova a puntare, allora dall'altra parte per Dopico, Giangrande, anticipato qui Dopico, Pestic fermato ancora da Giangrande che prova a passare, c'è forse fallo, si gioca, Calabrese. Giro palla adesso della squadra calabrese con Monterosso, duello tra numeri 10 con Giangrande, servizio per Calabrese, ancora per il 10, 1 contro 1 ancora con Giangrande, il blocco di Calabrese, il passaggio intercettato, Calabrese, Giangrande su di lui, palla che arriva comunque in aria, la Rosa se la fa portare via da Donato, chiuso da Giangrande. Fondamentale, poi palla sulla quale ha rischiato enormemente Giangrande, Donato non ha indirizzato verso la porta, è rimessa per il Mistral. Dopico, Giangrande, pressa alto ancora il Soverato, ancora Giangrande, la scucchiaia su Dopico, prova a girarsi ma è costretto anche lui a indietreggiare con Le Costa che lo pressa, rimessa Soverato. Una decisione controversa da parte della signora Mongiori, giallo per la Rosa. Ammonito Aleandro La Rosa. Con Giangrande che adesso protesta anche all'indirizzo del secondo arbitro. E qui Le Costa che restituisce palla, ponendo dunque l'accento sull'errore del primo arbitro. E qui altra ingenuità, Listro costretto a prendere la palla perché altrimenti sarebbe andata in porta, piuttosto concede una punizione a 2 agli avversari. Punizione a 2 per il Soverato sulla palla Le Costa, ma soprattutto Monterosso. Per fischio esce la barriera, poi Monterosso colpisce la traversa, Calabrese, palla alta vicinissima al vantaggio il Soverato. Qui è stato molto sveglio e svelto Calabrese perché Muro stava tornando in barriera dopo essere scattato in anticipo. Lui ne ha approfittato dell'avversario che si era girato. Però fortunato in questo caso è il Mistral. A 10:44 dall'intervallo. Giangrande, Muro anticipa Monterosso, la tiene, poi sbaglia, allora Le Costa gliela porta via, serie di finte, Giangrande non molla, Calabrese per Pestic, 1 contro 1 con Giangrande che lo porta fuori, rimessa Mistral, grande lavoro difensivo come sempre di Filippo Giangrande. Muro può attaccare fronte alla porta, servizio per La Rosa, non la tiene in campo Leandro La Rosa. Qui incespica Calabrese, vorrebbe il fallo, non lo ottiene. Giangrande
Dopico, lungo linea, fallo di Pestic sul muro, giallo per il 23 in maglia nera. Secondo fallo commesso dal Soverato Futsal. Contro i 3 spesi dal Mistral Carini, un giallo a testa con Pestic che fa compagnia alla rosa. Vediamo la punizione con Giangrande che ha parlato con Dopico. Vediamo cosa si inventeranno il 10 e l'11. Fischia l'arbitro, Dopico se ne va, palla per Giangrande, Muro non riesce a controllare, poi fischio contro Muro, giallo per Muro. Io fatico a comprendere il fischio, perché per carità potrebbe essere arrivato il fischio per gioco da terra, ma non al punto da provocare quella che è la terza ammonizione di questa partita. Naturalmente il fallo non cumula, essendo fallo indiretto, restano 3-2. Calabrese lancia, Giangrande al controllo, Giangrande destro, Mazzanella in calcio d'angolo. Dall'angolo Jesus Dopico, pallone scucchiaiato, la rosa, il controllo, spalle alla porta, il problema di girarsi contro Monterosso e allora Muro. Blocca Dopico, Muro cerca e trova Giangrande, controllo non felicissimo, poi in qualche modo la tiene in campo, serve Muro al centro, Giangrande ancora con i piedi, poi un colpo di mano che sembrava abbastanza evidente da parte di Calabrese, qui fischiato fallo a Giangrande, giallo per Giangrande. Direttori di gara che sembrano aver un po' perso di mano la partita, altro giallo, questa volta all'indirizzo di Filippo Giangrande. Tamponamento con le costa, sicuramente falloso, non meritevole del giallo, secondo me non c'era cattiveria da parte dell'ex giocatore tra le altre del Partinico Audace. C'è da asciugare il parquet. Tanto riassumiamo il minuto e il punteggio in realtà lo vedete, 0-0. Mentre coach Rizzo dialoga con il cronometrista. Questo calcio di punizione per il Soverato a 9:24 dalla fine del primo tempo. Monterosso contro Dopico, lo salta, calcia. Distro fiondato sul muro, spalla alla porta, cerca Giangrande, ancora una richiesta di fallo di mano non esaudita dall'arbitro, ma si gioca. Muro perde per un attimo il controllo, poi rimessa Soverato. La battuta di Calabrese, Le Costa non controlla, può andare da fondo Uriel Listro. Ultimi 9 minuti di un primo tempo che si è ormai acceso, infuocato.
con il Mistral che ha qualcosa da ridire sulla gestione arbitrale. Dalla linea laterale calabrese tocca per Monterosso, ora De Masi, Le Costa, spalla alla porta. Cercato ancora Le Costa, intercettato dall'uscita di Listro questo lancio di Monterosso. Do Pico, la Rosa lo affronta subito Calabrese, gliela mette in fallo laterale. Gian Grande fermato da De Masi. Monterosso non passa il suo tocco, poi conclusione da parte di Calabrese alta. E c'è time out chiesto da Salvo Rizzo. 8-19, 0-0 qui al Palazzetto Genoa. Termina il minuto di sospensione chiesto da Salvo Rizzo, si riprende. 8-19 come dicevo poc'anzi, 0-0 tra Mistral Carini e Soverato Futsal, l'ultima gara del 2023 per queste due squadre, 10ª giornata del campionato di Serie B Girone H di Futsal. Mistral che ha iniziato la giornata in testa alla classifica e che adesso deve a tutti i costi bloccare questo incontro. Qui la Rosa non riesce, tiro di Dopico, palla che rimane lì, Muro forse scalciato anche da De Masi, prova a liberarsi, Muro, palla fuori. Intanto rimessa con la Rosa che restituisce palla al Soverato, in particolare al portiere Loprieno. Monterosso, tocco per Calabrese, incontra e riceve Le Costa, ancora Calabrese, De Masi, Costa, testa alta, palla per Calabrese, si inserisce Le Costa, ricomincia da capo il 12 in tenuta nera. De Masi, passaggio intercettato da Dopico. La Rosa, vediamo cosa riesce ad inventare, ancora la Rosa, danza sul pallone. Muro, punta, pronta a portare il blocco la Rosa, poi cambio banda, troppo forte il passaggio di Salvo Muro per Jesus Dopico. Allora Soverato che riparte con Monterosso, Le Costa, De Masi con la palla non controllata da Monterosso, intanto si prepara Stefano Affaticato del Mistral. Muro cerca di liberarsi, vede la Rosa contro Monterosso, sterza ancora la Rosa, serie di finte del 29 che cerca luce per inventare. La Rosa mette dentro, Loprieno non benissimo, calcio d'angolo. A 6:48 dall'intervallo la Rosa, Dopico, colpisce in pieno De Masi, aveva indirizzato bene verso la porta l'ex Mazzara. Altro angolo, questa volta per Gian Grande, destro, ribattuto. Muro qui fermato
ancora da Monterosso. Andrà Dopico su Giangrande. Ora La Rosa blocca Dopico, palla per Muro che cerca di liberarsi, fermato però da Le Costa. Allora Loprieno, Monterosso, Calabrese, De Masi, palla dall'altra parte per Monterosso che ha spazio, l'attende Muro. Monterosso costretto a indietreggiare, Dopico anche in pressing. E allora De Masi riceve contro La Rosa. De Masi, grande scivolata qui di Giangrande. Poi Calabrese. Loprieno. Lancio, Giangrande tocca. Fallo di Muro sul portiere avversario. 5,56. Quinto fallo commesso dal Mistral. Entra intanto affaticato, riposo per Jesus Dopico. Si gioca. De Masi tira, Listro in detergente. Muro. Scucchiaia, affaticato, spalla alla porta, la tiene. La Rosa. La Rosa incestica ancora sul pallone. Poi Loprieno evita il fallo laterale, anzi evita l'angolo, andrà in fallo laterale il Mistral. 5,32 alla pausa di metà partita. Con La Rosa dal fallo laterale. Muro. Muro se la porta sul destro, Solata, Muro dentro, c'è la respinta da parte di Monterosso, poi Giangrande alleggerisce all'Istro. La Rosa, palla per affaticato che alza la testa, fermato da Monterosso. L'Istro, Giangrande, Muro, La Rosa, prova a puntare De Masi, poi da fermo, va da Giangrande. Lungolini affaticato qui, colto di sorpresa. Allora la palla va fuori, torna Donato nel soverato, riposo ancora per Le Costa, eccolo Donato. Va a calciare, Muro intercetta e poi la può rigiocare per Giangrande. La Rosa qui perde l'attimo di gioco per servire il suo capitano, allora affaticato per Muro, si riorganizza l'attacco del Mistral. Giangrande, La Rosa, Giangrande, affaticato ancora per il capitano. La Rosa cerca luce per inventare, non ci riesce ancora una volta, pressato, raddoppiato a volte. Giangrande addosso a De Masi, rimessa Mistral. 4,14 l'intervallo lungo. Distro, lungo, troppo lungo. Ora Loprieno, la gioca. Monterosso. Indietro, De Masi. Donato prova a puntare, evita La Rosa, poi il rientro di Muro che è rimasto a terra. Qui non pressa il Soverato, adesso pressa sulla Rosa. Giangrande cerca affaticato, lo trova, ottimo fallo laterale conquistato dal numero 6. Qui Giangrande rischia, altra rimessa la salta dall'altra parte. Qui recupera palla bene il Soverato con Donato. Non deve spendere fallo il Mistral, altrimenti manda gli avversari a tiro libero. Bravissimo Giangrande a recuperare e rilanciare. Giangrande con la palla per affaticato che va dentro, intercetta Monterosso che poi catechizza il suo compagno di squadra.
calcio d'angolo. Intanto il fallo è un altro cartellino giallo, questa volta per Le Costa. Adesso conto salato degli ammoniti, sono già 5. Credo Donato sia stato ammonito, è proprio l'altro giocatore che è subentrato, però sia Pestic, a prendere il suo posto in campo. D'altra parte ricordo ammoniti La Rosa, Murò e Giangrande. 5 falli a 3, 3 e 0-4 all'intervallo. Punizione Mistral. Sul pallone c'è Murò, le raccomandazioni del primo arbitro alla barriera e poi il fischio. Murò colpisce in pieno Calabrese, sfortunato qui Murò. La Rosa alimenta l'azione, serie di finte, ricomincia ancora da Murò, palla per affaticato, pallone di ritorno che favorisce Pestic. Allora Le Costa costretto a tornare indietro. Che occasione che ha avuto il Mistral. Monterosso, prima Pestic che gli passa davanti. Le Costa, controllo, suonata Pestic, Listro, poi il pallone rimane lì. Monterosso fermato da Giangrande, vediamo se riparte. Giangrande a grandi falcate, Giangrande quasi dimentica il pallone, calcia Giangrande, segna Giangrande, gol da fenomeno di Filippo Giangrande, passa a condurre il Mistral Carini. Filippo Giangrande quasi sembrava aver dimenticato il pallone dietro di sé, ma poi si è inventato questa fuga per la vittoria e per il vantaggio a 2:24 avanti il Mistral. Grandissimo gol di Filippo Giangrande. Loprieno veramente poco poteva fare. Ora occhio alla reazione del Soverato che però perde palla. Murò, Giangrande prende in contempo Toppico, gran giocata di Toppico che va sul secondo palo, non c'era nessuno, ha giocato a memoria qui lo spagnolo che poi sporca la palla. Giangrande mette fuori. Ultimi 2 minuti, conclusione, ribattuta ancora e c'è il gol di Calabrese, il più lesto di tutti sulla respinta sul suo stesso tiro, e allora torna in parità la situazione. Qui Listro un po' sorpreso dal tiro. E 56 da giocare, è successo di tutto in questi ultimi 2 minuti circa. Ora 100 secondi effettivi alla fine del primo tempo, di testa Giangrande addosso alle Costa che recupera. Le Costa tocca a cercare Monterosso. Calabrese, Monterosso, scivola Monterosso, poi ritrova l'equilibrio. Monterosso, gran giocata, poi dentro chiude affaticato che l'aveva seguito. Ancora il 6 che prova a giocarla, tocco per Giangrande, ancora grandi scontri, alla fine ultimo tocco di un giocatore del Mistral. Calabrese, Monterosso, punta Murò, va dentro, ha svirgolato il passaggio il numero 10 del Soverato. Ultimo minuto in arrivo, Listro fionda, troppo lungo
su Dopico. Manca il pallone che arriva. Loprieno batte lungo con i piedi, arriva Giangrande prima di lui. Giangrande, il tocco per Dopico, Dopico il tocco sotto, poi non riesce a segnare Jesus Dopico, che qui ha avuto un'opportunità enorme per riportare i suoi in vantaggio a pochi secondi dall'intervallo. 37 per l'esattezza adesso, quando il Mistral batte la rimessa. Muro affaticato, mangiato dalle Costa, che va al tiro, Listro in angolo. Intanto Calabrese, un palla che va fuori e altro angolo. De Masi, destro, attacco. Listro per affaticato, palla alla porta in mezzo a due, lo ferma Calabrese, deve evitare il fallo affaticato, ma intanto recupera palla. Dopico, gran giocata, ancora Dopico, la scivolata del portiere Giangrande che non è spinto. Ultimi 10 secondi, Muro, serie di finte, Stezza, ancora Muro cerca luce, passaggio intercettato, 3 secondi e 7 decimi all'intervallo di metà gara. Palla per Muro, ma il tempo scade adesso. E sul risultato di Mistral Carini 1, Soverato Futsal 1, con i gol di Giangrande e di Calabrese, vanno nei spogliatoi le due squadre. Noi siamo collegati qui dal Ciro Genova di Carini, ma intanto solita clip dai campi targati sportissimi. È iniziata adesso Partinica Audace Empedoclina, non stracolma. Poi D'Amico a servire Longo, aggancia l'11, ancora Longo, può aprire da Panzeri, calcia Longo! È la prima conclusione seria del Partinica Audace, parte dai piedi di Daniel Longo. Tanto palla in mezzo per Pulizzi e poi Viscuso, D'Amico a due passi, la palla rimane sulla linea. Clamoroso, come non è riuscito a fare gol il Partinica Audace. Campo, l'Empedoclina quasi ne giova, ma poi scrozzò, deve verticalizzare subito, c'è tanti uomini liberi avanti il Partinica Audace. Panzeri porta palla con personalità, poi salta un uomo col tacco, ancora Panzeri, giocata illuminante e calcio di rigore per il Partinica Audace. Parte Angelo D'Amico, va col destro e sblocca il risultato. Angelo D'Amico, sono due in promozione ed è un gol fondamentale in una giornata difficile come questa, dove si faticava a sbloccare il risultato. Il Partinica Audace ci è riuscito. Poi Pulizzi apre bene il gioco da Longo, con un po' di difficoltà si salva l'Empedoclina, ma Cusumano tiene alti i suoi. Poi Panzeri lotta, Cusumano apre, Longo è libero, ancora Longo, va sul mancino, il miracolo di Pullara. Poi Viscuso ha liberato, ma il pallone è praticamente un assist per Longo, tiene giù la bandierina e guarda linee, e poi brutto fallo ai danni di Daniel Longo, cartellino giallo e poi rosso. Empedoclina in 10 uomini, poi rinvio sbagliato di Pullara e Longo lo grazia sul punto di battuta, chiama lo schema Longo, valle cross, ci arriva perfetto Pulizzi e poi la zampata doppia prima di Filì, poi di Viscuso, alzata la bandierina del guardalinee. Maranzano è solo libero di controllare porta palla il 3, va da Butera che tocca il suo primo pallone, prova a scambiare con D'Amico,
Buono il passaggio nello spazio per Longo. Aggancia Scardina. Può verticalizzare. Ancora Scardina. Sale. Può andare all'1 contro 1. Preferisce andare al cambio di gioco. Butera aggancia. Col destro. Palla fuori di niente. Ad un passo dal secondo gol consecutivo Gabriele Butera. Tiro di rigore. Maranzano. Butera. Apre quasi a memoria da Scardina. Può puntare la porta il 20. Si butta allo spazio Longo. E arriva la risposta di Pullara. Ancora vicino al 2-0 il Partinico Audace. Dopo che Maranzano è stato a terra. Adesso può rientrare il 3. Ma nel frattempo l'Empedoclino attacca. Occhio a questo tiro. Molto molto pericoloso. Va corto da Scrozzo Cascione. E aveva servito Scardina. Viscuso. Viene dentro al campo il 5. Si è mosso bene Butera. Salta l'uomo Viscuso. Con grande personalità Alex Sanvito. Alla fine allarga male il gioco, c'era Scardina. Ma Scrozzo occupa bene il campo. Avanza Scrozzo. Serie di dribbling. Va col mancino. Blocca Pullara che era posizionato male. Del Partinico Audace, ma tutto si trasforma in un lancio che quasi favorisce D'Amico. Pressa forte Pullara che libera male. E alla Longo, zona tiro, Longo! E arriva il 2-0 di Daniel Longo. Terzo gol in campionato per il numero 11 nero-verde. Sta per scoccare adesso il 90esimo. Ci dovrebbe essere il recupero adesso. Maranzano a cercare Butera. La palla passa e quasi arriva a Scardina. Poi Pullara anticipa Longo. Bravo ad anticipare l'avversario. Poi Viscuso, sempre con grande propensione offensiva. A cercare Butera. Follia di Pullara. E allora Butera non ci arriva. Il 19 del Partinico Audace. Occhio a questa palla in mezzo. La palla arriva dalle parti di Drago che con un tocco serve Scrozzo. C'è Butera in aria. Butera! Se l'è mangiato il 19 che vorrebbe distruggere la porta. Applauditissimo dal pubblico del Favazza. Viscuso col petto. Verticalizza immediatamente. Longo sembra in posizione regolare. Non alza la bandierina del guardalinee. E allora Daniel Longo può pensare anche al tiro. Vuole andare a cercare Scrozzo che col piazzato non riesce a calare il tris il Partinico Audace. Scrozzo, servito Longo che mette giù. Insiste il 2005. La palla arriva a Scardina. Dall'altra parte va col destro. Ci voleva un compagno al secondo palo. Ma su questo tiro finisce la partita. Manovra prolungata, ragazzi del Trem, ancora Scalavino. Calvaruso in mezzo, occasione! Parata del portiere dell'Isola, si fa sentire anche il Trem. Scalavino, aspetta Molinaro che trova lo scarico per il Calvaruso largo. Calvaruso, cambio gioco. Cutrona, il tiro! Morrione, parata in due tempi. Sì, fortunato il rimpallo, prova a passare ma c'è Molinare. Ed è contropiede Trem, Scalavino, la allunga per Calvaruso. Palla in mezzo, intercetto, occasione importante per il Trem per andare. Calvaruso, aspetta il compagno, il tiro di Calvaruso. Possibile il palo. Bella partita, adesso ha pure smesso di piovere, quindi sarà un po' più facile poter seguire la partita. Calò, prova a puntare, Calò. La palla in mezzo sul secondo, Calvaruso. Aveva l'occasione tra le Isola. Prova a girarsi Pitarresi, contropiede Trem, può andare Runfolo. Calò come una furia sulla fascia. Prova il tiro Runfolo. Con difficoltà la controlla Cutrona. Calvaruso in mezzo a due, prova a passare la palla in mezzo importante. Calò può girarsi all'indietro. Calvaruso e ha segnato il Trem. Grandissima la giocata del Trem. Molinaro, Cutrona, Calvaruso in mezzo a due, grande giocata. Calvaruso si ferma, sfrutta la Pozzangher al rimpallo. Ancora Calvaruso e poi Calò che può provare. Esterno della rete però.
Pitarresi, palla in mezzo, occasione, Cutrona può andare, Cutrona per il 3M, contropiede, Cutrona mette in mezzo, Calvaruso ancora, il controllo, il tiro, prende il palo Calvaruso. Intanto il giro palla dell'Isola, Catalano la posizione lì, la gira per Catanese, Pitarresi, palla in mezzo, Catalano da pivot, il tiro, Quartararo, paratissimo coi piedi, Molinaro lungo linea per Calvaruso che può puntare, Calvaruso apre l'interno, parata di Morione coi piedi. Morione si era impegnato davvero tanto con quel tiro, due bei portieri quest'oggi davvero. Calcio d'angolo 3M, palla indietro, Molinaro trova il gol, Mario Molinaro, 2-0 3M. Torniamo in diretta dal Ciro Genova di Carini, secondo tempo della sfida tra il Mistral Carini e il Soverato Futsal. Primi 20 minuti che siamo conclusi, come vedete in sovraimpressione, sul punteggio di 1-1, con il gol iniziale bellissimo da parte di Filippo Giangrande, tra l'altro nei minuti conclusivi di un primo tempo abbastanza nervoso, abbastanza teso, anche con qualche episodio dubbio sul fronte arbitrale disciplinare. Poi il gol firmato a Calabrese in termini di tempo effettivo, una trentina di secondi dopo la rete del capitano del Mistral. Il Mistral che si schiera Ministro, Giangrande, affaticato Dopico e Muro. D'altra parte il portiere è sempre Loprieno, davanti a lui lo stesso Calabrese, Monterosso, De Masi e poi sul pallone Le Coste. Inizia il secondo tempo di Mistral Carini Soverato, qui subito conclusione deviata, arriva dalle parti di Le Coste, il colpo di tacco respinto da Listro, dall'altra parte conclusione di affaticato che prova ad arrivare, Loprieno prima di lui, palla che finisce fuori, la rimessa, anzi no, palla che è rimasta in campo, sembrava fosse uscita. Dopico, palla per affaticato, per movimento spalla alla porta, cerca poi di girarsi, calcia, tiro respinto e poi lo prende in campo. Qui rischia Monterosso, alla fine però riesce a servire Le Coste, ancora Monterosso, dall'altra parte, altro passaggio intercettato, altra uscita del portiere, questa volta è Uriel Listro. Muro prova ad accelerare, ma bravissimo Monterosso in scivolata, palla dentro, affaticato, subito spalla alla porta, poi cerca luce per girarsi, alla fine la trova. Dopico, Giangrande non vuole avere fretta, vuole imbastire con calma il Mistral, poi pallone improvviso di Muro, affaticato, non riesce a gestire, poi recupera Dopico, Giangrande, palla per Muro, ancora il capitano che serve Dopico. Dopico cerca la corsa di Giangrande, buona l'idea, non eseguita al top, è giocata dall'ex giocatore del Mazzara Futsal. Mazzara Futsal che nei giorni scorsi ha piazzato un colpo importante, ha ingaggiato Cristian Badalamenti, ex Città di Palermo, per cui c'è la conclusione di Le Coste smanacciata da Listro in calcio d'angolo. Mentre inizia a muoversi anche Gianbanco sulla panchina del Mistral, conclusione di Calabrese sopra la traversa. Allora Listro la può rimettere su Dopico. Muro, tocco per Giangrande. Muro, quasi sbilanciato da De Masi, poi Dopico in qualche modo arriva, ancora Muro, cerca Giangrande, ottima uscita dal pressing da parte del Mistral che adesso conduce con Salvo Muro, fermato da Le Coste, rimessa per il Mistral.
Giangrande per Dopico. Affaticato, fronte alla porta, cerca di librarsi, calcia col destro, Loprieno la fa sua. Qui la pressione da parte del Mistral, De Masi, Calabrese, di testa Giangrande, fallo. Primo fischio del secondo tempo, 17-17 da giocare, fallo su Giangrande, fallo di Calabrese, i due marcatori della gara allo scontro. Dopico punta proprio l'autore del gol che per il momento fissa il punteggio solo 1-1. Dopico, palla per Affaticato, voleva il pallone Dopico, alla fine si va da Muro, fuori, non di molto il suo tiro. Monterosso, Calabrese, ancora il 10 e il 12 che dialogano, alza la pressione Affaticato, bene qui la Costa, Monterosso perde palla, Affaticato, Muro, Giangrande cerca Dopico che stava venendo incontro, Loprieno la gioca per Monterosso, De Masi, Le Costa vuole il pallone, De Masi non lo serve, prova a puntare, De Masi passa ma il campo è finito. Giangrande, il tocco, poi scucchiaia Dopico per Affaticato, pressato, non riesce a tenerla, allora Le Costa passa, Le Costa col dribbling, poi scivola, palla che va fuori. C'è da asciugare il parquet. Dopico, palla per Affaticato che controlla, bravo Calabrese, rimessa, palla per Dopico, Muro alza il pressing, il Soverato, poi non riesce Dopico a controllarla e allora si riprende dal fallo laterale per il Soverato. Quasi passati i 4 minuti del secondo tempo. Monterosso, poi De Masi per Le Costa, Monterosso ancora. Il pressing del Mistral, Le Costa torna indietro, rischia, Giangrande, controllo e tiro, pallone fuori con deviazione, calcio d'angolo. Dopico andrà ad occuparsi della battuta dall'angolo, lo schema Giangrande, Muro, punta Monterosso, Muro, palla dentro, Affaticato, più bravissimo De Masi ad anticipare, a correre, Giangrande lo ferma. E occhio allora alla rimessa, anzi in realtà è rimessa per i biancorossi di Coscerizzo. Giangrande, palla in avanti, Affaticato, non è riuscito a passare, maglia che si allunga per Calabrese, cartellino giallo.
secondo fallo commesso dal quintetto in maglia nera, con il Calabrese che finisce oltre che sul taccuino degli ammoniti anche, oltre che sul taccuino dei marcatori anche su quello degli ammoniti. E occhio a questo calcio di punizione allora per il Mistral, 15:27 sul cronometro, che su Dopico fischia l'arbitro. Dopico con la suolata per Muro. Qui il secondo arbitro ha fischiato. Concertano i due arbitri, ha fischiato il secondo arbitro. Punizione indiretta per il Soverato, quindi non fa cumulo quantomeno. Calabrese scucchiaia alle Costa, controllo Giangrande, la porta via. Poi la perde Giangrande, attenzione perché è scoperto il Mistral. La palla! Vantaggio Soverato, ma qui errore madornale in fase di uscita palla, va sotto il Mistral. Mistral, scusate, Soverato che rimanda sul parquet. Pestac corre Muro dall'altra parte, non arriva, affaticato. Dove sta preparando Gianbanco e ancora seduto Aleandro La Rosa, che ha guardato i primi 5 minuti di questo secondo tempo in panchina. Muro davanti a Calabrese, sterzata ancora, Muro agganciato dalle Costa nettamente, il direttore di gara non se ne è accorto, poi scivolata. Poi è stato bravo, credo, Calabrese a togliere il piede, poi da dietro, però si prosegue. Calabrese, palla per Testa. Monterosso contro Dopico, ancora al 23, pressato a Muro, riesce a liberarsi della palla, chiede, ottiene l'1-2, però il campo finisce. E allora rimessa Mistral, 14:30 da giocare. Il Soverato è avanti 2-1 con la doppietta di Calabrese. Muro davanti a Pestac, cerca di andare, raddoppiato, è fermato, fallo. Capire se è diretta o meno, perché il primo arbitro ha alzato il braccio dopo il fischio. Per il momento non c'è l'aggiornamento sul tabellone, quindi sì, in diretta, e allora non può calciare direttamente in porta Muro. Anzi, in realtà il fischio è diretto, Dopico con deviazione. E allora terzo fallo speso dal Soverato Futsal in questo secondo tempo. Con Clemente Pico, deviazione, Le Costa, Monterosso, poi Pestac la tiene in campo, Monterosso, 1-2 che si chiude, allora Pestac può andare, va a calciare, palla fuori. Listro
va da Giangrande, palla per Affaticato, che passa, Affaticato, calcia! Palla fuori, ci ha riprovato Stefano Affaticato. Qui Le Costa riesce in qualche modo a passare, tiro deviato, angolo. Andrà proprio Le Costa alla battuta, scambia con Calabrese, poi Dopico, ultimo tocco dell'11, allora rimessa con Le Costa che va dentro Calabrese, non vale il gol, fallo, anzi no, cambio rimessa e Dopico tocca per Giangrande. Muro cerca lungolinea, Gianbanco che è appena entrato in campo al posto di Affaticato, poi la mette fuori Calabrese, non poteva fare altro, rimessa per il Mistral che adesso ha 13 minuti e 33 secondi per raddrizzare la rotta. Qui Monterosso ferma Dopico, si scusa, e sullo sfondo vedete, avete visto il grande assente di oggi, Nino Cascino. Giangrande, palla per Dopico che cerca di passare, Monterosso fin qui bravissimo, soprattutto in fase difensiva, qui cerca di uscire, la mette più lontano che può, la palla esce credo dal lato porto, quindi dal fondo listro, così è. Anzi in realtà è rimessa laterale, il che consente anche alla squadra ospite di alzare il pressing. Dopico, su di lui Monterosso, Muro, Dopico, Muro, cerca di scucchiaiare su Giangrande che non la può tenere in campo e allora è rimessa, va fuori intanto Le Costa, solito cambio, dentro Donato a fare da pivot, Monterosso, Dopico, gli calcia la palla addosso, rimessa per il 10 in maglia nera. In avanti Calabrese, cerca Donato contro Giangrande, fermato, si gioca, Muro, esplosione fuori da parte dell'8, si riprende subito con Monterosso che però rallenta, qui fermato ancora senza fallo Donato, sbaglia però Muro. Monterosso contro Dopico, anzi contro Muro, Pessac deve impegnarsi per tenerla, Monterosso aggira Muro, palla in avanti ancora per Pessac, passa ancora dal centro, interviene Gianbanco, poi Pessac vuole avere l'ultima parola, rimessa concessa dal 23 in maglia nera, 12 minuti e 12 secondi. Muro cerca di andare in profondità, Muro, la scucchiaiata su Dopico che non può arrivare, allora dal fondo Loprieno che va fiondato, volè di De Masi, grande soluzione, palla fuori. Listro riparte dal fondo, Dopico, Muro, Giangrande prova a passare per i centrali, Giangrande, il tocco, Gianbanco! E il gol del pareggio, lo firma Gianbanco, grande uscita, palla al piede, direttamente dal rinvio dal fondo per il Mistral che la rimette sul 2-2. Il gol di Gianbanco, appena entrato, il gol che vale il 2 pari a 11 minuti e 49 secondi. Intanto palla fuori, rimessa Mistral, vediamo se l'inerzia della partita cambia nuovamente. Dopico
prova a farla passare, intercetta Monterosso che cerca di liberarsi, forse cinturato, si gioca e allora corre dall'altra parte Muro, l'uscita, poi Dopico anticipato dal portiere che poi va dall'altra parte, Monterosso palla fuori. C'è un fischio del primo arbitro. Tutto ok sembra, almeno in apparenza. Listro va da Muro, 11 minuti e 15 secondi. Gianbanco converge, palla però fatica che non può arrivare. Rimessa Soverato con De Masi, cucchiaia per Calabrese, Gianbanco gliela porta via, accelera, va Gianbanco, De Masi, grande intervento, palla già all'altra parte, intercetta Giangrande, errori da una parte, errori dall'altra, 3 contro 1 Mistral, Giangrande, Gianbanco, la parata e poi il salvataggio di Calabrese, incredibile, palla del 3-2. Muro va a calciare, deviato dall'altra parte, Monterosso con la gran giocata su Muro. Adesso il livello è salito quando ci avviciniamo all'ultimo spicchio di gara. Giangrande la fa scendere, Loprieno, calcio d'angolo, ha faticato Muro, converge, ha faticato, la controlla, prova ad andare dentro, riparte il Soverato con Monterosso, la palla larga per Calabrese che non può arrivare. Listro vuole lanciare subito Gianbanco, opta per più miti consigli, va da Muro. Gianbanco si gira, calcia, palla fuori di nulla, era rimasto fermo Loprieno e adesso viaggiamo praticamente a una palla gol ogni 30 secondi. E c'è time out chiesto dalla panchina del Soverato, 10-09, parità. Termina il minuto richiesto dalla panchina del Soverato, come dicevo prima, 10-09. Alla fine è ancora parità e adesso occhio perché intravedo in panchina un Pestac con la maglia da portiere. Non escludo che il Soverato possa eventualmente cercare di giocare in power play proprio con il suo numero 23 da portiere. Monterosso va a lanciare dove c'è solo gente con la maglia diversa, in particolare Listro. Dopico, Giangrande, ancora Dopico, Muro prova a passare ma sbaglia, allora Monterosso lascia l'angolo, tira un sospiro di sollievo il Mistral.
Adesso il power play, adesso Pestac come quinto. 9 minuti e mezzo. Per provare a vincerla, ma anche perché no, per addormentare la palla e per non correre rischi. Qui Listro bravissimo, poi salvataggio di Muro. E qui la prima azione in power play del Soverato ha provocato sì una palla gol, ma anche un rischio, perché se Muro avesse trovato la porta sarebbero stati dolori. Le Costa, si muove De Masi, palla per Monterosso, palla 1 contro 1 con Dopico. E arriva adesso ancora il power play del Soverato. Calabrese. De Masi, rimane lui a presidiare la metà campo dei calabresi. Monterosso, palla per Le Costa, ancora Monterosso. De Masi, Calabrese. È tornato intanto in panchina Gianbanco dopo il gol. Tanto intravedo Alejandro La Rosa che si tocca la gamba sinistra, quindi è da spiegare così. La panchina a questo punto forzata per il giocatore con la maglia numero 29 Monterosso, difende l'uscita del pallone. 8-0-8 alla fine. Loprieno va a sventagliare, non riesce a tenerla De Masi. Listro, fiondato su, affaticato. Palla alla porta, difende la posizione, poi si gira, cerca di calciare. Esterno rete. Monterosso riceve dal suo portiere. Calabrese, ancora Monterosso, angolo. Una situazione molto simile a quella capitata nel primo tempo, solo che in quel caso Listro ha dovuto togliere la palla dallo specchio perché altrimenti sarebbe stato gol. Muro, tiro ribattuto, Listro la vuole giocare subito. Giangrande, Muro, sterzata sulle Costa, per gran palla per affaticato che non riesce a controllarla. Ha fatto un passaggio eccezionale Salvo Muro. De Masi prova a passare sul Dopico, scarica su Monterosso che dimentica il pallone, costretto a metterlo fuori, alza un po' il pressing, già costretto a 2 palle perse nei propri primi metri di campo il mister Alcarini. Palle recuperate che possono avere tutta la differenza del mondo, specialmente in gare così tese. Dopico accelera su De Masi che lo spedisce praticamente in braccio all'arbitro, nulla per il secondo fischietto. Le Costa, poi palla per De Masi, cambio banda per Le Costa, pressato, la perde, poi Muro, la palla gli sbatte addosso, torna col quinto di movimento, torna in power play il Soverato con il rientro di Pestac. De Masi, Monterosso, cambia banda, va da Calabrese. De Masi ancora, Monterosso, Calabrese, al piccolo trotto il 12, autore dei 2 gol della sua squadra. De Masi, Monterosso, palla per Calabrese, ancora Monterosso, non guadagna metri fin qui il Soverato. 6:18 da giocare. Pestac cercato adesso, alza un po' il pressing, adesso il Carini recupera, Muro, il palo, aveva beffato gli avversari, fa attenzione a De Masi, all'altra parte Le Costa, il gol del Soverato
è successo di tutto in 5 secondi dal palo di Muro al gol di Le Costa, nuovo vantaggio Soverato. Davvero è successo di tutto nel giro di 6 secondi dal palo di Muro al coast to coast di De Masi, concluso in maniera vincente da Le Costa. Mistral che deve inseguire di nuovo. Qui il tiro di Dopico, palla fuori. Loprieno va a lungo, Le Costa non può arrivare. Time out chiesto da coach Rizzo. 5:42. 2-3 il punteggio. Termina il minuto di sospensione chiesto da Salvo Rizzo, 5:40 da giocare, niente più time out da qui alla fine della gara. E si riparte dal fondo per il Mistral con Uriel Listro. Fiondato lungo, esce Loprieno e occhio perché riparte in 2 contro 2 il Soverato. Le Costa si libera, Le Costa ancora, palla dentro, l'uscita di Listro, dall'altra parte 3 contro 2, Giangrande, Gianbanco, palo, ancora il palo a dire di no il Mistral. Aveva preso il pallo Muro prima e ha beccato con l'incontropiede del Mistral. Questa volta Gianbanco con la porta davanti e con l'uscita di Loprieno, battuto ancora una volta, ma il Legno dice ancora una volta di no. E Mistral che pressa con la palla lunga, scavalcato Giangrande, De Masi, la respinta, poi ancora il tentativo e il gol del 4-2, il gol di Pestac, cinico, spietato. Il Soverato che fa 4-2. Due Legni colpiti e poi la legge spietata del futsal o del calcio che dir si voglia punisce la squadra di Rizzo. 4:48 ancora da giocare, c'è tantissimo ancora da giocare. Muro a fare da portiere in power play. Gianbanco, Muro, Dopico. Ancora in angolo, chiude Pesta. Adesso è tornato a indossare la maglia nera del giocatore in movimento. Giangrande per Muro. Giangrande, Dopico. Muro. Cerca un compagno, va da Giangrande, con l'asa su di lui la difesa, allora Muro. La palla entra. Con Pesta che anticipa Gianbanco, fallo laterale, 4 minuti e 1 secondo alla fine. Muro
Controllo e scarico. Giangrande. Muro. Giangrande ancora. Palla ancora in angolo. La chiusura di Pestac. Rimessa Mistral. Muro. Calcia. Poi dall'altra parte, conclusione, traversa di Calabrese ad un passo addirittura dal 5-2. Muro prova la virata, chiude Calabrese, la palla ce l'ha ancora il Mistral. Lopico, ancora, perde palla qui malamente il Mistral. De Masi! De Masi sfrutta la porta vuota e adesso l'allungo rischia di essere decisivo. 5-2. Torna Listro, 3-18 da giocare. Adesso la montagna da scalare per il Mistral è molto molto ripida. Giangrande, Gianbanco, Giangrande, palla per affaticato. Gianbanco, ultimi 3 minuti di partita. Affaticato. Palla per Jesus Lopico. Scambia ancora con Giangrande, affaticato. Giangrande, Gianbanco anticipato dall'ottimo intervento di Pestac, l'eroe che non ti aspetti per il Soverato, va detto. Nel secondo tempo c'è il suo zampino praticamente sempre nelle azioni pericolose. Lopico. Il pallone poi intercetta e recupera ancora il Soverato, poi Gianbanco se la riprende, calcia fuori. Allora si dovrebbe ripartire dal fondo, ma prima naturalmente deve essere liberato il campo. Era qualche pozza di sudore. 2:10 da giocare. Monterosso, Pestac ovviamente senza più nulla da perdere. Il Mistral, palla in fallo laterale per la squadra biancorossa con Gianbanco. Giangrande, Gianbanco, ancora per il capitano, scivola Muro e allora riparte per la conclusione. Un po' troppa fretta qui. Poi dall'altra parte Listro spreca. Calabrese, il fallo di Giangrande. Primo fallo commesso dal Mistral nel secondo tempo. Ci prova Calabrese, palla fuori. Muro. Forse il passaggio, perde palla Giangrande. Muro rischia di perderla. La pressione ancora su Giangrande, che riesce a liberarsi. Corre Muro. Muro steso, fallo. Quarto fallo del Soverato a 1:20 dalla fine.
deve asciugare ancora il parquet per la caduta di Muro. Giangrano prova questa rasoiata, eccola, costituisce al suo portiere. Muro affaticato, cerca la palla, Monterosso. 1-0 cambio rimesso. Qui Muro con l'anticipo ma la palla esce. Rimessa per Pestac, poi pressa ancora il Mistral, Monterosso poi calcia via Calabrese, attenzione perché la palla scavalca. E allora Listro fionda, poi giocata di Monterosso che va via. Monterosso, Listro con la parata bassa. Muro terza, calcia, deviazione. Palla lunga di testa affaticato, ormai partita prossima alla conclusione. 31 secondi e un decimo. E il Soverato Futsal si avvia verso una vittoria pesantissima, perché a giudicare anche da quelli che sono i risultati sugli altri campi, la squadra calabrese va in testa assieme al Futsal Mazzara. Mistral che si avvicina alla terza sconfitta stagionale, seconda consecutiva, prima in casa, e adesso soprattutto è a -1 e terzo sulle spalle del tandem di testa. E dopo l'Epifania sfida da non sbagliare contro il Villaurea. Ultimi secondi, palla congelata dal Soverato che vince contro il Mistral Carini, finisce 5-2 al Palazzetto Ciro Genova, seconda sconfitta consecutiva per la squadra di coach Salvo Rizzo, che non debutta bene sulla panchina carinese, e Soverato che con questa vittoria balza in testa assieme al Futsal Mazzara. Dunque, ribadendo il risultato di Mistral Carini 2, Soverato Futsal 5, da Francesco Lammuta da Sportisile è tutto, ne approfittiamo per augurarvi buon Natale, buone feste, naturalmente non i contenuti